Buon pomeriggio amici di Sportisili, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi la sfida che vedrà scendere in campo la Merlo e il 3M Calcio a 5. È riuscito a fare un grande incontro, per lui anche un palo, e poi inizia anche la sfida con il primo tocco del 3M Calcio a 5 con Arato, La Rosa e Calvaruso. Adesso si comincia da Peter Resi. Molinaro, il tocco del vantaggio! 1-0, Molinaro! Sfrutta il tocco di forse La Rosa, se non abbiamo visto male, ed è 1-0 dunque, la sblocca subito. Sembra quasi automatico, infatti è proprio Giuseppe Di Dio, scivolata, Catalano, cambia per Arato con la punta! E poi chiude come sempre, il nome è sempre lo stesso, quello di Molinaro. Molinaro con l'intervento super di affaticato, si continua, La Rosa, può attaccare la porta, La Rosa, salta tutti, La Rosa, palla sul secondo palo! Mignone fa 1-1, la pareggio il 3M Calcio a 5, con questa magia assoluta di Aleandro La Rosa che ha messo a sedere l'avversario con una finta di corpo. Poi Mignone fa uno dei gol più facili probabilmente della sua giovanissima carriera, 1-1. Cerca anche la porta con precisione, non la trova, poi scambia per Ricotta! Va bene così! 1-2, Ricotta esultanza in tribuna. Ancora una volta che pallone di La Rosa però. Birruso per Baucina che aggancio! E poi non trova la porta, ma cosa aveva messo giù Antonio Baucina? La tiene lì, Condori, Mignone fa un grande lavoro, che partita oggi del giovane giocatore, poi La Rosa con la punta, anticipa Faia e fa 1-3 a Leandro La Rosa, si iscrive dopo 2 meravigliosi assist anche nel tabellino dei gol. Rosa mette fuori gioco anche Lucchese che continua a calciare, Sorrentino, poi Calvaruso, qui ha fatto una grande giocata su Molinaro perché si è messo davanti col fisico. Ripartito Sorrentino e contro Tripoli lo può saltare, Tripoli, poi Condori in contrasto, scivolata ancora di Tripoli, Sorrentino 1-2, Condori cerca la porta, Catalano si sostituisce, prova 1-2 sullo stretto, poi Lucchese si sconta con Di Dio, Sorrentino salta in velocità, Sorrentino ancora, vuoi saltare l'uomo, Sorrentino salta tutti, Sorrentino! Ed è 2-3, ha ripreso la partita Mirko Sorrentino che ha bruciato sulla velocità Di Dio. E adesso la gara è sul 2-3. Però, insomma, nulla è mai scritto, tranne per La Rosa che con una bomba mette sotto la traversa e fa 2-4 e adesso si fa sempre più complicata per la Merlo. Calvaruso per Faia. Palla in mezzo per Lucchese che non sbaglia 2 passi, 3-4. La Rosa e poi Catalano, trova il modo di segnare anche lui, a 3-5, si sblocca il numero 9. Lucchese si autolancia il numero 16, ha messo quel pizzico di pepe in più adesso il giovane, poi scambia con Romagnolo, ma va bene così, finisce la partita, 3-5 risultato, vince e convince il 3M Calcio a 5 che in rimonta approda al turno successivo di Coppa Italia Serie C1.